Sono il professor Lorenzo Calò, direttore della Unità Operativa Complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell'azienda Ospedale Università di Padova. Oggi è il 14 marzo, la giornata mondiale del rene, giornata dedicata alla divulgazione e all'informazione da parte dei nefrologi alla popolazione dei problemi che possono derivare dalle malattie renali che spesso non sono conosciute e spesso possono creare dei grossi problemi di salute che compromettono la funzione dei reni. Sono delle malattie che sono purtroppo in continuo aumento ed è per questo che l'informazione, l'educazione dei pazienti ad uno screening, all'attenzione della salute dei propri reni è molto importante. In Italia 4 milioni di persone sono affette da una malattia renale cronica che, come dicevo, è in continuo aumento e se trascurata può portare alla insufficienza renale terminale e necessitare di un trattamento sostitutivo come la dialisi o il trapianto. Il rene viene interessato da diverse patologie, in particolare patologie primitive renali, quelle che originano specificamente dal rene, come per esempio le glomerulonefriti, che peraltro sono una minoranza se confrontate con le cause principali di insufficienza renale terminale come il diabete e l'ipertensione arteriosa. È importante considerare che il rene risente dell'influenza di queste importanti malattie ed è il bersaglio dell'ipertensione arteriosa, per esempio, ma anche del diabete. Il diabete nella prevalenza della malattia renale cronica è al primo posto. Tutte queste forme portano all'insufficienza renale terminale ed è per questo che pazienti sia con diabete che con ipertensione arteriosa devono sottoporsi, devono essere scrupolosi nel eseguire lo screening, le indagini per valutare la funzione del rene e se i reni sono stati toccati, colpiti dall'ipertensione o dal diabete. È importante quindi lo screening di queste malattie perché le conseguenze poi sarebbero estremamente gravi. Naturalmente la possibilità di un intervento terapeutico esiste. I nefrologi, devo dire che in questi ultimi anni stanno vivendo in campo terapeutico una sorta di nuovo rinascimento. Dopo circa 30 anni di inerzia, avevamo poche armi per poter rallentare quella che, come ho detto prima, sarebbe un'evoluzione inesorabile della malattia renale verso l'insufficienza renale terminale. Ultimamente la ricerca farmacologica ci ha fornito delle armi importanti per poter incidere sulla evoluzione della malattia renale cronica ed ecco perché agire il più precocemente possibile è importante. Naturalmente, oltre al trattamento farmacologico, esiste anche un approccio igienico-dietetico di buon senso, ma in particolare, per esempio, si potrebbe riassumere in un decalogo, in una ricetta di comportamento che è costituita dalla riduzione, per esempio, dell'introito proteico, la carne rossa, mangiare poca carne rossa, sostituirla con la carne bianca o il pesce e comunque le proteine animali, non esagerare con le proteine animali. Ancora è importante l'introito del sale. Il sale è importantissimo
sia per lo sviluppo di ipertensione che per provocare dei danni al rene. Ancora è importante un'adeguata idratazione, non disidratarsi. L'adeguata idratazione del rene è assolutamente importante. E poi ultimo, ma non per ultimo, è l'utilizzo dei farmaci antinfiammatori non steroidei, i FANS, di cui spesso viene fatto un abuso. Questi farmaci sono tossici per il rene e sono dannosi e inducono un danno renale al punto tale da indurre l'insorgenza dell'insufficienza renale con tutto quello che ho detto prima, il prosieguo verso la insufficienza renale avanzata. E poi naturalmente l'astensione dal fumo, la salute, insomma, dei provvedimenti ottimali di comportamento, tipo l'attività fisica, sono tutti aspetti del vivere bene che fanno bene anche al rene. Quindi questi sono gli aspetti non strettamente farmacologici che si devono introdurre per un paziente che ha già sviluppato un danno renale. Ma devo dire che questo tipo di raccomandazioni sono anche utili per chiunque. Il well-being, il vivere bene, si avvale anche del buonsenso di questo approccio. La dieta mediterranea rappresenta anche nella nostra branca in nefrologia un aspetto fondamentale. Come dicevo prima, poi abbiamo a disposizione ultimamente dei farmaci che ci permettono veramente un approccio importante alla malattia renale e sono in grado di rallentare e in certi casi fermare lo sviluppo della malattia renale. Quindi, come vedete, è importante da tutto questo sapere che esiste il modo di poter rallentare questa evoluzione, è importante individuarla ed ecco l'importanza dello screening. Non dimenticare la sorveglianza dei reni, non dimenticare l'importanza della malattia renale cronica che una volta che si è instaurata, ripeto, può essere estremamente dannosa non solo per i reni, ma per la vita.